come potete vedere ragazzi, il nord Italia è pieno, come potete vedere Milano, Torino, Firenze, cioè fino a metà Roma è pieno. Quello lì verde col rosso quello è acqua, e il blu invece è il freddo, quindi domani in tutta Italia ci sarà, diciamo in metà Italia ci sarà maltempo. Poi nella serata tutta questa, diciamo, perturbazione che vedrete sarà al sud, quindi in serata, diciamo in serata e martedì tutto questo maltempo che vedete adesso ora qui sta giù, quindi si sposterà verso Napoli, Calabria e Sicilia, quindi questo è quello che si prevede per le ore 12 di domani, quindi questa previsione qua l'ho presa dal mio meteo personale che ho comparato. Questa è la previsione per domani per le ore diciamo 12 per mezzogiorno. Poi questa perturbazione scenderà e colpirà tutta diciamo il centro-sud e al nord rimarrà cielo sereno. Quindi questa perturbazione è in transito dal nord, arriva al sud e poi se ne va martedì sera. Quindi diciamo domani e dopodomani ci sarà maltempo. Quindi domani sera già il nord sarà diciamo sereno, mentre domani sera inizierà da noi, sperando che arrivi, non lo so, spero tanto che arrivi un po' di fresco anche da noi, quindi ragazzi dove ci sono diciamo queste diciamo macchie verde massima attenzione perché lì si scateneranno fenomeni molto violenti come potete vedere verde e rosso. Il rosso significa ancora più forte, il verde è l'acqua, il rosso è piogge molto insistenti, mentre il blu è la massa d'aria fredda, quindi è questa lo schema in effetti. Quindi come potete vedere anche se un po' su Roma sarà solo nuvoloso ma niente di più. Però in serata come vedete questa immagine qui sarà a sud uguale, quindi si tratta solo di ore, quindi diciamo dalle 10 di domani mattina fino alle 4 e mezza 5 sarà colpito il nord, poi in serata e martedì sarà colpito il sud, quindi sempre massima attenzione perché come potete vedere caldo, freddo, fanno un casino e poi succede il patatrack come lo chiamo io, diventano grandi grandi che pesano 2 kg, ti arrivi in testa, succede tutto, quindi massima sempre attenzione, quindi diciamo dalle 10 di domani mattina fino alle 3 e mezza e 4 il tempo al nord così sarà colpito molto Torino, Milano, qui la Francia, Marsiglia in effetti, un po' sul diciamo, lato Liguria e un po' la Corsica, poi un po' su Firenze lato Adriatico, un pochino prima di Roma, quindi deve essere forse, sì, tipo l'Emilia Romagna, però a sud sarà bel tempo, però fino a domani sera, perché già dalle 5 e mezza 6 in poi tutto questo qui che vedete sopra scenderà sotto. Quindi ragazzi massima attenzione domani come sempre, vi auguro una buona serata, in caso di ulteriore aggiornamento io come sempre lo faccio, però questa è la previsione che per domani e per dopodomani. In effetti, come ho detto, la perturbazione che vedete ora sopra, ciao Diego, scenderà tutta a sud, uguale come sta, quindi cambia solo la posizione in effetti. Quindi fate attenzione che si può scatenare, ho detto Torino, Milano, la Brianza, diciamo l'Emilia Romagna, un po' Firenze, diciamo queste sono le regioni che il Friuli Venezia Giulia pure ci sta una bella macchia sopra, quindi un po' diciamo le parti del nord, del Trentino Alto Adige, queste qua comunque. Poi in serata colpirà Roma, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e anche la Sardegna, quindi però da domani sera e per diciamo nella giornata di martedì mattina. Poi già martedì pomeriggio è tutto sereno ovunque, ragazzi. Voi ragazzi, buona serata a tutti e ci sentiamo più tardi se ci sarà qualche aggiornamento, qualche altra notizia, io la farò. Ciao a tutti e a risentirci.